Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti i fedelissimi che mi seguite. Nuova live. Non si effettuano consulti telefonici, assolutamente. Saranno scelte dal mio spirito guida le persone da consultare in live. Cerco di farmi capire un po' meglio. Sono dei consulti di alta veggenza, ok? Dove io non parlo con voi non parlate con me. Verrete scelti a caso dal mio spirito guida e vi vado a indovinare, ok? Quindi il fortunato scelto verrà eseguito su di lui o su di lei una seduta di veggenza, ok? Quindi vi verrà detto tutto della vostra vita, vi verrà detto dalla A alla Z, tutto della vostra vita, con una seduta, scelto dal mio spirito guida a caso, quindi verrete scelti a caso, ok? Quindi restate buoni, state calmi. I commenti che saranno fastidiosi verranno immediatamente cacciati fuori da questa live. Andiamo a salutare a tutti, un abbraccio in particolar modo a tutti i sofferenti con una prestissima guarigione. Un abbraccio a tutti i bambini che soffrono e un abbraccio a tutte le persone anziane. Salutiamo l'amico Ciccio, il mio moderatore, che fa in modo di tenere questa live nel modo più pulita possibile. Ok? Allora, rimanete in questa live. Adesso andiamo ad scegliere la prima persona che avrà diritto a una veggenza completa. Ok? Vediamo lo spirito guida a chi di voi andrà a scegliere. Voi dovete solo guardare ed ascoltare, poi scrivete nei commenti se la persona scelta è soddisfatta. Ok? Allora, vediamo a chi andiamo a fare la veggenza. Allora, ci siamo. Dico a te, con capelli mossi e chiari. Tu vuoi sapere se troverai la persona adatta che fa per te. Io ti rispondo nel dirti che troverai la persona adatta per te. La troverai da oggi al 5 di luglio. Sarà un incontro casuale. Nascerà una simpatia tra di voi. Questa persona ha 2 anni più di te, carnagione chiara, non tanta alta. Detto questo, andiamo un po' a vedere la tua vita. Nella vita già da piccola hai dovuto sopportare tanti problemi, cresciuta in una famiglia con genitori unici, direi, ma non ricchi. Sei cresciuta con una forte educazione,
questo ti ha portato a essere troppo buona ed essere troppo maltrattata nei sentimenti, perché io vedo che hai versato molte lacrime per i sentimenti, hai dato tutto di te a una persona che ti ha fatto credere di amarti, di volerti bene, di essere tutta la sua vita, e poi si è trasformata questa persona in un mostro che ti ha fatto molto soffrire. Hai perso una carissima persona in famiglia, un zio defunto, che hai sofferto molto perché ci tenevi molto a questo tuo zio, l'unico che hai voluto veramente nell'ambito della famiglia molto bene. Ancora vedo che stai attraversando attualmente un periodo un po' agitata, ansiosa. Appunto, l'altro ieri sera ha avuto dei diverbi, hai avuto dei litigi con una persona molto a te vicina. Concludo per dirti che in questo momento ti trovi in un luogo dove molto vicino a te avverto la presenza dell'acqua. Sei circondata da vetri o specchi. Colori che io vedo sono un marroncino con delle righe beige, un bordeaux scuro e un bianco. Segni particolari. Lato destro del tuo fondoschiena c'hai un simpatico neo a forma di cuoricino piccolino. Il nome del tuo angelo custode è Lois, ricordalo, Lois. Lo puoi scrivere anche su una medaglina e portarlo sempre con te. Ti aiuterà nel tuo cammino di vita. Ok? Allora, se ti sei rispecchiata in questa reggenza, puoi scrivermi nei commenti e ringraziarmi. Grazie. E andiamo alla prossima veggenza, alla prossima persona che verrà scelta dal mio spirito guida. Volevo ricordare, per consulenze serie e riservato, potete tranquillamente chiamarmi in privato in qualsiasi orario dopo la live. Ok? Bisogna fissare appuntamenti in privato per chi ha da svelare i propri problemi e vuole parlarne con me. Sono stato chiaro? Quindi il consulto in privato, il costo è 30 euro. Chi vuole parlare con me? In questa live dimostrativa vi sto facendo vedere veramente la vera potenza del mondo dei misteri. Ok? Da adesso in poi dico basta. Chi riesce a capire il vero dal falso è il benvenuto in questa live. Va bene? Allora, andiamo con la prossima persona che andiamo a scegliere.
Allora dico a te che vuoi sapere se torna il tuo ex. Mi riferisco a te. Mi riferisco a te con capelli castani chiari, che vuoi sapere se torna il tuo ex. Allora il tuo ex io lo vedo già vicino a un'altra persona, vedo una terza persona, quindi questo vostro rapporto è ostacolato ed è stato ostacolato da questa terza persona, perché il tuo compagno senza un motivo l'hai visto man mano raffreddarsi, allontanarsi e scomparire senza alcuna motivazione. Quindi io non vedo un ritorno. Sinceramente non lo vedo questo ritorno. Ritornando su di te, vedo che hai avuto problemi familiari seri, piuttosto seri, dove sei stata allontanata un po' da tutti, ti senti sola, in solitudine. Hai avuto dei problemi anche di salute che ti sei preoccupata. Questo in tutto perché, secondo il mio modesto parere, è dovuto al tuo troppo stress, perché ti sei dedicata tutto alla famiglia, per poi essere messo da parte. Hai un progetto che vorresti vedere realizzato e si realizzerà questo progetto, ed notizia in arrivo prestissimo che ha a che fare con il denaro. Ti trovi in un luogo dove alla tua sinistra vedo un quadro con un'immagine che ti appartiene, che ti sta molto a cuore. I colori sono color argento chiaro, un celeste scuro e un bianco marlettato. Segni particolari: lato destro del tuo ginocchio vedo una piccola cicatrice che ti hai procurato da piccolo. Il nome del tuo angelo custode è Allen, ricordalo, Allen. Lo puoi incidere su una medaglina e portarlo sempre con te. Bene, allora, se ti rispecchi in questa mia veggenza, scrivilo nei commenti, almeno per ringraziarmi. Grazie. Allora un abbraccio va per tutti voi che state scrivendo, ne siete tanti. Vi sto facendo vedere veramente quello che esiste, ok? Per voi tutti che
fino adesso siete stati solo maltrattati, ingannati, derubati. Il sottoscritto sta dimostrando, senza parlare con voi, sto cercando di indovinare, non a tutti, non ce la faccio, però i prescelti dal mio spirito guida. Andiamo col prossimo prescelto o prescelta. Mi riferisco a te che vuoi sapere se trovi lavoro. Contenti che hai perso la fiducia nella vita con tutti, però vuoi sapere se trovi lavoro, ok? Io ti dico che troverai il lavoro. Però non credere a quelli che ti hanno promesso, perché vedo che in tanti o alcuni ti hanno promesso di aiutarti, ma non è vero niente. Troverai lavoro, però sarà un lavoro per arrangiare per il momento, perché il vero lavoro per te arriverà l'anno nuovo. Per il momento troverai lavoro, ma solo ed esclusivamente per arrangiare. Per fine mese troverai questo lavoro. Te lo posso confermare, per fine mese troverai questo lavoro. Come dicevo prima, sei una persona che nella vita hai perso la fiducia. Questo perché hai fatto troppo del bene a tante persone, in famiglia e fuori famiglia, ma alla fine non hai ricavato niente. Vedo una donna, una persona, una donna cattiva, che nei tuoi confronti c'ha molta cattiveria e ti ha creato tanti ostacoli e tu lo sai molto bene. C'è stato un momento della tua vita difficoltoso perché hai avuto un incidente, un imprevisto che te l'hai vista veramente brutta, ma ringraziando il Dio tutto è andato a buon fine. Aspetto di una notizia da una persona di nome Luigi. Questo Luigi deve darti una notizia interessante. Concludo per dirti il posto dove ti trovi. Sei circondata da color verde scuro con quadrettini. Vedo alla tua sinistra una sedia di legno, color legno, dei colori nero e grigio chiaro, segni particolari. Lato destro del tuo seno vedo un neo
oppure un porro o una voglia, un segno di origine natura. Il nome del tuo angelo custode è Areto. Areto, ricordati, Areto. Lo puoi anche incidere su una medaglina e portarlo sempre con te. Ora, se puoi, lo puoi fare nei commenti nel ringraziarmi se ti rispecchi in questa mia veggenza per te. Allora, vi ricordo che il sottoscritto opera solo a fin di bene, ok? Opero solo a fin di bene, non uso magia nera, non uso niente che possa far del male a un essere umano, solo a fin di bene. Quindi, se qualcuno di voi vuole parlare con me in privato i consulti sono a pagamento. Inoltre mi occupo di legamenti d'amore e ritorni d'amore, senza alcuna magia bianca, rossa e nera, niente, con le sole forze delle mie energie. Con le mie energie io posso eseguire delle sedute per un ritorno d'amore o per un legamento. Prendere un'altra persona per un'altra veggenza, vediamo il mio spirito guida a chi di voi andrà a scegliere. Allora mi riferisco a te che stai passando un periodo di difficoltà matrimoniale perché vedi tuo marito strano, vedi tuo marito assente e c'hai dei cattivi pensieri per la testa che possa avere un'altra donna perché si comporta in modo strano. Io ti dico che tuo marito sta attraversando un periodo di confusione mentale dove si sente con qualcuno, ma non è che c'ha un'altra storia. Ancora no, ma si sente con qualcuno ed è in totale confusione. Quando entra in casa è come se vedrebbe il diavolo davanti agli occhi, nervoso, agitato, se la prende con tutto. In te vedo una persona sofferente perché vieni fuori già da una famiglia con papà e mamma, che hanno avuto gli stessi problemi, quindi sei già cresciuto con quella paura, con quelle difficoltà, e questo
coincide ed ti alimenta di più i problemi che stai attraversando. Spesse volte ti chiudi nella tua stanza a piangere per sfogarti e vedo che hai perso anche la fede. Questa è la cosa più brutta, non devi perdere la fede. La cosa è ancora recuperabile. Ti trovi in un luogo dove vedo un salottino di color scuro, vellutato. Vedo dei colori marrone con delle righe chiare, un colore rosa chiarissimo e dell'azzurro, tipo color jeans, tanto per intenderci. Segni particolari al tuo gomito sinistro. Vedo un piccolo segno, tipo una cicatrice che ti hai procurato tempo fa. Il nome del tuo angelo custode è Opus, ricordalo, Opus. Bene, allora soffermiamoci un po', ragazzi, perché non è semplice. E per tutti quelli che si rispecchiano in questa mia leggenza, ricordatevi che potete scrivere nei commenti e ringraziarmi. E ricordatevi, sono portatore di bene, sono una persona che porta serenità, pace e tanta positività. Da oggi le mie live saranno queste qua, ok? Perché sono stanco di farmi mettere alla pari degli altri, ok? In questa live non si paga niente, tutti potete partecipare, vedete scelti a volte e volte dal mio spirito guida. Allora, ringraziamo l'amico Ciccio, il nostro moderatore. Che tiene a bada un po' questa bellissima live. In mia compagnia fino alle ore 16:30. Dopo questo video andrà in replica su TikTok, verrà caricato, quindi potete poi andare a vedere la vostra veggenza, va bene? Allora andiamo a pescare, andiamo a prendere un'altra persona tra di voi e vediamo il mio spirito guida a chi va a scegliere. Mi riferisco a te che vuoi sapere per tuo figlio. Tu vedi tuo figlio nervoso,
agitato e vuoi sapere da me se la sua storia con la sua donna, con la sua compagna, andrà avanti o finirà, perché l'origine del nervosismo di tuo figlio è proprio questa donna, che l'ha messo contro i familiari. Infatti tuo figlio è un'altra persona, è cambiato. Tuo figlio è vittima del male, è vittima di questa donna, perché tuo figlio parla e vede solo con gli occhi di questa donna. Entriamo nel vivo. Vedo che sei una persona che hai fatto tantissimi sacrifici, perché a un certo punto della tua vita hai dovuto fare da mamma e da padre, perché tuo marito è venuto a mancare. E quindi hai dovuto farti in quattro per crescere e portare avanti la famiglia. È questo che ti fa rabbia, è questo che ti fa stare male. Ci sta una persona che fa parte del tuo sangue, della tua famiglia, che una persona malvagia sta cercando di farti fuori da quel che ti tocca di diritto. E questo è un altro motivo che ti fa stare molto. Ti trovi in un luogo in questo momento dove alla tua destra vedo una foto ricordo che ti sta molto a cuore, vedo delle tende color grigio chiarissimo con del merletto sotto, vedo dei colori nero e un bianco, segni particolari. Al tuo fianco destro c'hai una piccola voglia. Il nome del tuo angelo custode è Shaman, ricordati, Shaman. Shaman è il nome del tuo angelo custode. Perfetto. Se vuoi scrivi nei commenti, soprattutto per dire grazie. Ok, grazie a tutti. Grazie a tutti che state a scrivere, perché non posso leggervi a tutti. Non posso leggervi a tutti. Ricordo che ricevo in provincia di Caserta, sempre su appuntamenti, e mi reco a domicilio in tutta Europa. Ad prendere un'altra persona da fare la reggenza e vediamo il mio spirito guida a chi andrà.
allora mi riferisco a te che vuoi sapere se la tua vita si andrà a stabilizzare, perché è un periodo nero che niente ti va bene. E va bene, sono esattamente 8 mesi che in casa tua non si capisce più niente. Tutto va male. Se entra 100 euro, si rompe un'auto per aggiustarla, oppure devi intervenire con altre spese in genere. Quindi sono 8 mesi e sfido se non sono 8 mesi precisi, che niente ti va bene. Anche il lavoro, che per te sta diventando un'ossessione, che non riesci a trovare, ti dico che lo troverai entro e non oltre il mese di agosto. Però devi spostarti non nella tua città, ma devi spostarti fuori, troverai lavoro. Tu dici, ma è mai possibile che tutto mi va male? Io che ho sempre aiutato a tutti, io che ho sempre fatto del bene, perché mi va tutto male? E io ti dico, è un periodo negativo della tua vita dove molto presto andrà a stabilizzarsi, ed con l'arrivo dell'anno nuovo avrai un anno felicissimo, fatto di un nuovissimo cammino. Però devi avvicinarti un po' di più alla fede, perché io vedo che manchi dalla preghiera, dalla chiesa, non preghi, ma hai perso proprio la fede. Questo non ti aiuta. Devi rientrare in te stesso e darti un aiuto, perché Dio dice: aiutati che io ti aiuto. Sono stato chiaro? Hai un rimorso che ti porti dietro nella coscienza, un qualcosa che riguarda il tuo passato. Spesse volte dici: è possibile che per colpa di quella cosa lì tutto mi va male? No, non la devi più pensare. Ti trovi in un luogo dove io vedo dei colori beige, del verde scuro e molto celeste. Segni particolari vedo dei segni lato destro del braccio che ti è procurato probabilmente con una caduta o un incidente del passato. Il nome dell'angelo custode, del tuo angelo custode, è Arepo, ricordalo, Arepo. Bene, allora vediamo se qualcuno esiste in chat con questo tipo di problema che io ho appena elencato. A te che stai guardando. Non ti conosco,
ma so i tuoi problemi. Chiaro? Questo vuol dire avere delle sensazioni, chiamiamole così, perché io non mi credo nessuno. Sei di Avella, cosa dice l'amico mio qua? Vabbè, ma basta, scorre troppo, non riesco a leggere. Non riesco a leggere perché siete tanti amici, siete tanti. Allora, carissimo amico mio Ciccio, il nostro moderatore, cosa mi dici? Cosa mi dici? Ah, sei di Avella, ti ricordi di me, Pupetta? Ok, un abbraccio. Sono nato ad Avella come personaggio. Ad Avella, carissimo amico mio, nel lontano anni '80, il mio primo ufficio, il mio primo studio, l'ho aperto ad Avella, sì, a Piazza Municipio, nella stanza adiacente alla macelleria, ricordo ancora, sono passati degli anni, oltre 40 anni, questo lo dobbiamo dire ai tanti cartari. Siamo compaesani, di dove sei, Patti? Devono vivere anche i cartomanti, assolutamente, per carità, voi siete gli unici giudici a poter giudicare, voi tutti siete gli unici giudici a poter giudicare, ok? Allora ragazzi, andiamo a prendere un'altra persona tra di voi, vediamo il mio spirito guida a chi sceglie. Stavolta mi riferisco a te che ti trovi con gli arresti ai 12 anni. Vuoi sapere da me questo calvario se finirà presto? Allora io avverto che ci vorrà ancora un po' di tempo, perché intorno a te c'è molta cattiveria e tu lo sai molto bene, infatti sei stato ingannato o ingannata dovuto alla tua troppa saggezza di essere troppo buono. Hai dato fiducia a chi non dovevi dar fiducia. Ora dentro di te c'è tanta rabbia. Io ti dico di sopportare ancora, controllare la tua rabbia, perché volere è potere. Vedrai, il tutto sarà poi un ricordo.
solo un ricordo. Cerchi di stringere i denti e andare avanti ancora un po'. Presto arriverà per te la felicità, te lo posso garantire, te lo posso confermare. E le persone che si sono allontanate da te, un giorno la loro rabbia li farà stare molto molto male. E ce ne sono intorno a te, anche della famiglia, anche familiari, perché si sono allontanati tutti. Andiamo avanti per dirti che il luogo dove ti trovi in questo momento non è un luogo lussuoso, ma ti sei adeguato. Vedo dei colori color legno scuro, ancora un grigio scuro, del nero e un bianco sporco. Molto vicino a te io avverto, vedo come un piatto, un recipiente potrebbe essere un piatto, segni particolari. Al tuo piede destro giù vedo una cicatrice che ti sei procurato tempo passato. Il nome del tuo angelo custode è Asles, un po' difficoltoso da pronunciare, Asles, ok? Perfetto, eccoci qua. Allora, se ti sei rispecchiata in questa mia reggenza, puoi tranquillamente dirmi grazie attraverso un semplice commento. Allora, scrivetevi il mio numero di telefono, conservatelo, se vi serve lo potete utilizzare nel privato e a pagamento, ok? In questa mia live sono a disposizione con tutti. Salutiamo su YouTube all'amica Tatiana. Sì, sono tornato Tatiana, ma non con consulti come prima, come vedi. Sono tornato con un'altra testa, quella del grande professionista che sono. Allora, la persona che mi diceva, ti ha detto, maestro, sei un diamante, sei veramente un grande uomo, hai saputo dirmi tutta della mia detenzione, mi fa piacere. Non ti conosco, ma so tutto di te. Questo lo dico sempre a tutti. Io utilizzavo le carte per una perdita di tempo, ma come vedete so fare di meglio. 45-44 anni di attività, chi mi conosce sa bene chi sono, e da questo momento in poi saprete anche voi tutti chi sono io. Prendere un'altra persona a caso, vediamo il mio angelo custode a chi andrà a scegliere.
Allora, tu che hai il cuore spezzato, hai una sofferenza dentro gravissima, perché vedo, avverto che ti hanno tolto dei figli, una figlia, non so, dei figli, o una o più di una, e stai soffrendo perché li vorresti insieme a te, vorresti riabbracciarli. E tutto questo è dovuto alla cattiveria, la malvagità di chi doveva difenderti, di chi doveva proteggerti. E non puoi capacitarti. Vedo tanta sofferenza e lacrime. Tu vuoi sapere da me se un giorno tutto questo finirà e ritornerai ad abbracciare quello che ti appartiene, i tuoi figli. Io ti dico di andare avanti per il percorso che stai facendo, farti vedere una persona cambiata, e dimostrare che tu hai cambiato. E un giorno tutto questo avrà un cambiamento. Quindi continua con il tuo cammino, con gli assistenti sociali, con i tuoi legali e tutto quanto. Vedrai che le cose torneranno alla normalità, ma te lo dico già adesso, la cosa non è tanta vicina, ma ci vorrà ancora del tempo. Ti trovi in un luogo dove hai tanti oggetti in vista, ti piace avere degli oggettini in soprammobili. Molto vicino a te avverto un'immagine, una statuetta di Padre Pio, perché vedo che sei una devota di Padre Pio. E vedo dei colori, un rosa chiarissimo, un colore argento e del celeste, molto celeste, celeste scuro. Segni particolari ai due polsi delle mani, vedo dei piccoli segni, tipo cicatrice, non mi spingo oltre cosa abbia potuto succedere. Il nome del tuo angelo custode è Rotas, ricordalo, Rotas. Bene, se puoi ringraziami. Siete pregati, fanatici della Chiesa, della religione, di non entrare in questa live. Fanatici della religione, allontanatevi da questa live. Sono un cattolico, sono una persona che crede in Dio, però odio i fanatici, perché i fanatici portano a guerre, i fanatici portano a disastro, perché sono persone malvagie e cattive.
Allora io volevo ricordare a tutti quanti voi, queste mie live non saranno appuntamenti fissi, perché non posso stare sempre con la concentrazione perché le mie veggenze non è che sono programmate, sono momenti che mi vengono e io li metto a disposizione per voi tutti. Quindi se domani non mi vedrete vuol dire perché non sono carico abbastanza per dare a voi quello che vi sto dando oggi. Se ci sarò vuol dire che sono carico e posso mettermi a vostra completa disposizione. Andiamo a prendere un'ultima persona, vediamo il mio spirito guida a chi va a scegliere. Allora, mi riferisco a una persona che è qui nella chat di questa live, una persona che è stata lasciata dal proprio marito dopo tanti anni di matrimonio. Questo perché una donna cattiva e malvagia l'ha scemuito come testa e l'ha portato via dalla moglie e dai figli. E io vedo tanta sofferenza in te, vedo che stai facendo grossi sacrifici per poter andare avanti e vorresti sapere da me se questa persona un giorno si renderà conto e possa tornare sui suoi passi. Io ti dico che non vedo che questa persona possa tornare sui suoi passi, perché è una persona plagiata, pilotata e non riesce a capire il male che ha fatto, riesce a guardare solo con gli occhi di questa persona. Il posto dove ti trovi in questo momento vedo tipo un lettino o qualcosa del genere con dei colori beige chiaro, bianco, color legno e molti vetri. Molto vicino a te vedo dell'acqua. Segni particolari, lato sinistro del fondo schiena vedo un neo o un porro. Il nome del tuo angelo custode è Ale, mi ricordo, Ale. Perfetto, allora era così l'ultima veggenza e adesso giusto il tempo di ricordare a tutti voi che io ci sono per tutti. Quando mi vedete in questa live non dovete pagare niente, sarete scelti dal mio angelo custode per una mia veggenza. Se invece volete parlare con me in privato lo sapete, io ci lavoro, è il mio pane, il mio lavoro e prendo da me. Quindi tra poco io accenderò il telefono perché è spento
E chi vuole chiedermi informazione, attenzione, non chiedetemi veggenza in privato gratuita, non chiedetemi consulti gratuiti in privato, perché in privato io lavoro. Quindi tutto quello che faccio in privato lo faccio a pagamento. Viva la sincerità, è il mio pane, non sto ad offendere a nessuno. Ok? Detto questo, volevo ringraziare all'amico Ciccio, o meglio Francesco, il nostro moderatore. Grazie a te, Ciccio, grazie di cuore, ti voglio un sacco di bene, e se vi va di seguirmi in un'altra mia live fatelo, se non vi va non fa niente, c'è di meglio in giro, credetevi, in giro c'è di meglio. Io con questo vi voglio solo dire a risentirci alla prossima mia live. Se avete bisogno di me in privato ci sono, per qualsiasi tipo di informazioni il numero di telefono è quello che il mio moderatore ha segnato qui nei commenti. Ringrazio tutti quelli che mi seguono da YouTube e a tutti voi vi rinnovo l'appuntamento per una prossima mia live. Che le stelle siano sempre con voi tutti. A risentirci.